Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con Focus. Il mostro nero carico di pioggia, di vento e di grandine è arrivato nella notte questa volta ed è arrivato a tarda ora, verso l'1:30, ed ha sfogato la propria rabbia sul Veneto nuovamente, colpito tutto il Veneto. È stato un passaggio piuttosto veloce e poi questa grande perturbazione si è diretta verso il Friuli Venezia Giulia, dove ha fatto altre devastazioni. Diversi gli episodi in Veneto di forte intensità. Intanto vediamo delle immagini a cui purtroppo dovremo abituarci. Diverse le province interessate, sono 500 le chiamate che sono arrivate ai vigili del fuoco, particolarmente colpite le province di Treviso con 70 interventi, Verona con 50, a Belluno 30 interventi, a Vicenza e Padova altri 40, danni da grandine, pioggia e vento con piante abbattute, pali ed elementi pericolanti, tetti scoperchiati e pannelli fotovoltaici danneggiatissimi. Il dispositivo di soccorso ha visto l'integrazione di personale proveniente da fuori regione, soprattutto con l'impiego di autoscale per i lavori in quota, dicono gli uomini della Protezione Civile. Diverse le persone che sono rimaste ferite. Vediamo il titolo che abbiamo previsto: violente grandinate a Verona e a Treviso. Per cortesia, regia, sono 39 i feriti, 27 le persone soccorse dal SUEM. C'è un giovane di 16 anni che è stato colpito da un albero a Zimella, dal ramo di un grosso albero a Zimella, provincia di Verona. 7 i ricoveri, il sedicenne è in gravi condizioni. Nella Marca sono stati soccorsi con l'ambulanza 4 pazienti, tutti per ferita cranico-lacero contusa da grandine. Tra poco andremo in diretta da Daniela Sizzia a Pieve di Soligo e a Tezze sul Brenta da Sharon Di Carlo, dove c'è stato davvero un altro temporale molto violento che ha danneggiato altre auto, centinaia le auto danneggiate, ma anche molti tetti. I danni del maltempo stanno paralizzando anche la circolazione ferroviaria in Veneto, secondo quanto si apprende, a causa di un fulmine che ha colpito il sistema di regolazione. Sono rimasti bloccati fino a poco fa tutti i tratti controllati dalla Sala di Verona, quindi molte delle linee principali che fanno capo al nodo scaligero, come Brescia, Padova, Bologna, Brennero e Mantova. È stata un'altra notte di tragedia anche nella Marca trevigiana. Poi vi dicevo ci collegheremo con Daniela Sizzia, che ci darà conto di tutto quello che è accaduto. Ma vi dicevo, il mostro nero poi nella notte verso le 2 del mattino in realtà si è diretto verso il Friuli Venezia Giulia. Vediamo il titolo del Gazzettino, che riguarda proprio quanto è accaduto in Friuli. Una nuova grandinata devasta il Friuli Venezia Giulia, centinaia di interventi, persone ferite, chicchi fino a 10 cm di diametro. Tutte le foto dei danni sul Gazzettino. E a Mortegliano in particolare, la città che è stata bombardata dalla grandine, palazzi e auto distrutte, uno scenario di guerra di cui ha tra l'altro parlato anche il presidente Zaia. È stato bombardato, ha detto il governatore, il nostro territorio. Non si dica che si tratta di fenomeni estivi da mettere in conto. Ho numerose testimonianze, continua Zaia, di pezzi di ghiaccio grandi come mele, pesanti oltre 150 grammi, con una potenza distruttiva estrema. Siamo di fronte, per violenza e frequenza del maltempo, a qualcosa di fuori del comune, continua il governatore. Questa per la nostra terra è ancora una notte di passione. Devo ringraziare nuovamente, ha detto ancora Zaia, la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco e tutti coloro che sono impegnati nell'emergenza. Dalle prime luci dell'alba sono in corso i censimenti dei danni, serve capire esattamente i perimetri delle zone colpite, che mi aspetto, dice Zaia, essere estese. I rilievi verranno aggiunti ai report già inviati nei giorni scorsi al governo. Servono ristori economici
per i territori del Veneto colpiti è quello che chiederemo allo Stato. Tra poco dovremmo avere in diretta Sharon Di Carlo, quindi chiedo alla regia di avvisarmi quando sarà pronto il collegamento. Avremo anche Daniela Sizzia. Intanto c'è stata una nuova grandinata in Veneto, a Padova, ed è stata, vi dicevo, questa notte, e anche nella prima mattinata. Dicevamo poi i feriti non solo quelli di cui parlavamo prima, ma anche tra questi il giovane che è in gravi condizioni nel Veronese. Ma vediamo cosa è successo a Padova e nel Padovano. Le linee ferroviarie sono interrotte lungo la tratta fra Brescia e Padova. È solo una delle conseguenze della nuova ondata di maltempo che ha investito la nostra regione. Paralizzata la tratta ferroviaria, grandine e forti piogge si sono abbattute anche nel Padovano. Questa volta ad essere colpita è stata la città e soprattutto la zona di Selvazzano e Tencarola dei Colli, a 3 ponti di Teolo e Rovolon, dove palline di ghiaccio sono cadute copiose. Grandine anche a Cadoneghe, il comune che già aveva subito danni ingenti con la tempesta di mercoledì sera che ha danneggiato ben 150 alberi. I vigili del fuoco sono alle prese con interventi di rimozione di rami abbattuti dal vento, già 16 interventi eseguiti, altri 18 in fase di realizzazione anche nelle zone di Albignasego e Montegrotto. Intanto i comuni che nei giorni scorsi sono stati flagellati dal maltempo continuano la conta dei danni, come a Vigonza, dove il sindaco Gianmaria Boscaro ha inviato una nuova richiesta danni alla regione dopo la tromba d'aria di sabato. Ho inviato questa mattina una nuova lettera in regione facendo presente che dopo la grandinata abbiamo avuto un altro evento atmosferico con nuovi danni. Al momento rispondo alle richieste di tanti cittadini che mi chiedono di avere risarcimenti, dicendovi che al momento non abbiamo risposte né dalla Regione né dal Ministero, che stanno facendo tutte le procedure previste per la dichiarazione dello stato d'emergenza e dello stato di calamità naturale. Il sindaco ha effettuato nuovi sopralluoghi con gli agronomi nei parchi che restano chiusi. Il comune qualche tempo fa aveva stanziato 100.000 euro per le potature straordinarie, ma è come ora questi interventi saranno necessari. Oltre 300 invece i lampioni dell'illuminazione pubblica danneggiati. Adesso stiamo continuando con le varie squadre nella pulizia delle strade e con la sistemazione degli edifici pubblici. Alcuni hanno avuto un grosso colpo per la doppia combinazione di grandinata e tromba d'aria, ma stiamo riuscendo a garantire tutti i servizi pubblici. Il governatore del Veneto ha fatto sapere che lo stato di emergenza regionale sarà aggiornato nelle prossime ore alla luce delle nuove perturbazioni. Servizio Valentina Visentin, vediamo il titolo del Mattino di Padova e vedete che si insiste sulle dimensioni di questa grandine, palle da tennis, titola il Mattino, alberi sradicati, davvero dei danni incalcolabili di cui parlava il presidente Zaia, chiedendo che ci fossero dei ristori in tempi brevi. Intanto vediamo anche cosa è successo nel Vicentino. La zona più colpita è stata quella dell'altopiano, ma gravi danni anche nel Basso Vicentino. Servizio della nostra redazione di Vicenza. Si vede proprio un albero tranciato a metà con una parte che è rimasta su e l'altra che è caduta a lato marciapiede. Il maltempo si scatena sul Vicentino. È mezzanotte quando un cielo denso di nubi scure e carico di elettricità annuncia con i primi lampi l'arrivo di un violento temporale che da lì a poco si scarica con forti tuoni e folate di vento. È l'inizio di un'ondata di maltempo che dura tutta la notte con continui rovesci fino all'alba e poi per tutta la giornata. In particolare il Basso Vicentino viene bombardato all'alba dalla grandine con chicchi grandi come noci che danneggiano parecchie automobili tra Campiglia, Villaga, Nanto e Barbarano. La grandine però, dopo i primi danni alle vetture parcheggiate all'aperto, si trasforma subito in acqua. Il vento piega qualche pianta, ma il Basso Vicentino non riporta i danni dell'altopiano di Asiago, dove invece si concentrano la maggior parte dei 30 interventi effettuati dai vigili del fuoco, soprattutto per taglio di piante e messa in sicurezza della zona pedemontana.
Problemi anche alla stazione di Vicenza per limitazioni alla circolazione dei treni. Alcune piante cadute nel Veronese lungo la linea ferroviaria Milano-Venezia hanno interrotto la tratta tra Brescia e Padova, dove la mole dei passeggeri è altissima. Con la rimozione delle piante il trasporto ferroviario ha ripreso a funzionare durante la mattinata con gravi disagi per chi viaggia. Le previsioni meteorologiche indicano rovesce temporali anche di forte intensità fino alla mezzanotte. Servizio Carlo Alberto Inghilleri, andiamo subito a Pieve di Soligo in diretta da Daniela Sizzia. È stato sfondato un campanile dalla grandine, ci sono danni ad altri edifici. A te la linea, Daniela. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Sì, l'hai detto tu, una devastazione, una nottata davvero da incubo per Pieve di Soligo, ma non solo, perché tutta questa zona è stata colpita da una tempesta, vera e propria tempesta di grandine, da San Pietro di Feletto, Pieve di Soligo, Farra di Soligo, Follina, Sernaia della Battaglia, tutte zone che sono state devastate. Io sono all'interno di un ufficio, ma prima poi di farvi vedere però il lucernario che è andato in pezzi, 4 lucernari di questo ufficio, ed è stato completamente allagato, completamente devastato anche ovviamente il tetto. Qui ci sono 2 persone che sono rimaste ferite, colpite dalla grandine, fra loro una ragazza che stava uscendo dalla pizzeria, che è stata proprio soccorsa ieri sera dal sindaco che stava passando. Sindaco, intanto come sta la ragazza, cosa si è fatta? La ragazza ha avuto un trauma cranico sulla fronte derivante appunto dal contatto con questo grosso chicco di grandine, quindi in primo momento sembrava stesse bene, poi ha avuto un malessere, quindi è stata portata al pronto soccorso. Attualmente non sappiamo, ma penso che la situazione non sia grave, quindi verrà sicuramente dimessa nelle prossime ore. È stata una nottata che abbiamo vissuto veramente con il cuore in gola, perché è stato spaventoso il tipo di evento che si è abbattuto sul nostro comune, sui comuni limitrofi, creando a tappeto danni ovunque, dai tetti ai pannelli fotovoltaici ai cappotti delle case, piuttosto che alle macchine, ai giardini, a tutto insomma. Quindi. Ecco sindaco, fra l'altro ci sono delle zone, direttore, proprio di questo comune che sono ancora senza energia elettrica. Sì, siamo in contatto con Enel perché dall'evento c'è una zona in particolare, la zona stadio, che è interessata dalla rottura di una cabina di trasformazione, perché stanno cercando di riparare, ma attualmente tutta quella parte del paese è senza corrente elettrica. Ecco, qui a Pieve oltretutto è stato danneggiato anche l'orologio del campanile. Sì. Oltre, scusi sindaco, anche all'illuminazione pubblica, fra l'altro. Sì, tra le vittime più pesanti abbiamo appunto il nostro orologio, che attualmente è stato messo in sicurezza, ma è stato appunto pesantemente rovinato. Abbiamo riscontrato che tutta l'illuminazione pubblica è stata pesantemente rovinata, quindi stiamo raccogliendo anche i vetri, i pezzi di questo impianto. Ovviamente nei prossimi giorni dovrà essere manutentato e ci saranno, chiedo ai cittadini di portare pazienza, perché non sarà possibile ripristinarlo tutto in un giorno o 2, perché probabilmente ci saranno anche dei corticircuiti eccetera. Ci tengo anche a evidenziare che questa tempesta ha portato anche tanta morte. Abbiamo riscontrato sui parchi pubblici tantissimi volatili a terra morti, e qualcuno invece che si è salvato, che abbiamo anche provveduto a raccogliere e a trasferire al centro di recupero per i volatili. Ecco, e fra l'altro sta arrivando proprio in questi momenti, in queste ore, la protezione civile per dare una mano ovviamente qua al comune per ripristinare la circolazione. Ci sono alberi caduti, quindi strade che sono state bloccate, quindi sta arrivando adesso la protezione civile. Come vi avevo detto, questo è uno degli esempi. Lucernario rotto, ce ne sono 4 devastati, devastato il tetto, sono assieme alla signora Monica, che fra l'altro è amministratrice di altri condomini, quindi la situazione la conosce bene. Cosa vi siete trovati? Allora, a parte le chiamate pervenute chiaramente nella nottata per le varie segnalazioni, io questa mattina sono arrivata in ufficio e ho trovato una situazione disastrata. 4 lucernari implosi, vetri ovunque, chiaramente abbiamo chiamato immediatamente una ditta per provvedere a mettere in sicurezza, abbiamo installato dei teli affinché non entrasse acqua, però è stata, insomma, tutti interventi di emergenza che stiamo facendo anche in altri condomini da noi amministrati. Ecco, una situazione difficilissima.
Assolutamente sì, non era mai successo, io sono più di 10 anni che sono qua con lo studio, è la prima volta che succede che arriviamo a questi livelli qua. Fra l'altro sono tutti molto preoccupati perché l'allerta non è terminata, lo sappiamo, ne abbiamo parlato anche con il sindaco, l'allerta è fino a domani, per cui sarà un'altra nottata difficile. Noi siamo arrivati qua, direttore, che ancora pioveva e tanto, per cui una situazione davvero molto complicata. Noi adesso da questo comune ci spostiamo in un comune qui vicino dove la conta anche lì dei danni è una conta gravissima, danni molto ingenti, e quindi chiederemo la linea fra pochi minuti, il tempo di spostarci. Da Pieve è tutto. Direttore, ti restituisco la linea. Grazie molte Daniela, grazie, buon lavoro. Adesso so che faremo appunto, come dicevi, altri collegamenti. Sentiamo intanto la testimonianza a Pieve di Soligo di Alvise Bertazzon, un residente proprio su quest'ultimo uragano che si è abbattuto sul paese. Vediamo. Siamo qui con Albino Bertazzon, capogruppo degli alpini di Pieve di Soligo. Cosa è successo, Albino? Ieri sera in 5 minuti è successo il finimondo. Prima un vento bestiale e un rumore che faceva buh. Dopo cominciava pim pum pam, grandine e tempesta. È venuta giù prima piccola e dopo della tempesta grande con tutti i cosi attorno, i riccioli attorno, grossa come una pallina di ping pong, no, più grossa, come un limone praticamente. E ha distrutto tutto, perché qua non c'è più niente di buono. Orti distrutti, tetti. Macchine, tetti, grondaie, ha fatto un macello dappertutto. Rami spezzati, alberi caduti e il resto. Grazie. Siamo qui col sindaco di Pieve di Soligo. Cosa è successo, sindaco? Ci racconti? Lo sappiamo tutti, è stata una nottata intensa, purtroppo siamo stati colpiti da questa pesante grandinata che ha creato su tutto il territorio comunale gravissimi danni a autovetture, abitazioni, ai mobili pubblici e nei parchi. Ora stiamo lavorando per cercare di ripristinare intanto gli edifici pubblici dove è entrata dell'acqua, quindi a mettere in condizioni di poter funzionare nuovamente appunto uffici. Animali feriti purtroppo, io ho 46 anni, non ho mai visto una grandinata di questo tipo e soprattutto arrivare così velocemente con questa ferocia. Danneggiato anche? Questo è un servizio del Gazzettino da Pieve di Soligo. Adesso dobbiamo andare a Tezze sul Brenta, dove c'è nel Bassanese Sharon Di Carlo, perché anche lì notte da tregenda, dopo centinaia di auto distrutte dalla grandinata dell'altro ieri, di nuovo grandine, di nuovo danni. Sentiamo subito Sharon Di Carlo, a te la linea, Sharon. Sì, buongiorno direttore, buongiorno a tutti i telespettatori. Torna la pioggia, torna la paura qui a Tezze sul Brenta. Stava piovendo fino a qualche attimo fa, ve lo stiamo raccontando in questi giorni. Più di 200 milioni di euro di danni in tutto il comune, più di 1000 le auto completamente distrutte. Ieri abbiamo parlato con un concessionario, verranno appunto sistemate in un anno, quindi 365 giorni di attesa per avere l'auto, ma danni alle aziende, tetti completamente scoperchiati, danni all'agricoltura, l'80% dei raccolti sono da buttare, ma danni soprattutto ai tetti delle abitazioni. Noi siamo qui con Stefano, buongiorno, proprietario di questa casa, perché anche lei ha avuto tantissimi danni al tetto, corretto? Sì, diciamo che questa copertura è completamente distrutta. Abbiamo cercato di mettere in sicurezza, diciamo, il più possibile per evitare le infiltrazioni d'acqua, non avendo l'impermeabilizzazione, ma come può ben vedere, insomma, iniziano le prime filtrazioni attraverso la soletta di calcestruzzo. E niente, aspettiamo adesso un attimo che il tempo si sistemi per poter procedere innanzitutto con la posa della guaina e dopo la copertura si farà. Da una settimana ormai, no? È stata mercoledì scorso la grandine. In questa settimana ha piovuto molto. Prima mi raccontava che ha avuto delle infiltrazioni. Sì. Diciamo, appena abbiamo visto la grandinata e dopo abbiamo guardato le previsioni meteoriche dei giorni successivi che prevedevano acqua ogni giorno, abbiamo fatto quello che abbiamo potuto. Abbiamo recuperato questi teli da campagna, questi sacchi di concime, li abbiamo riempiti di terra del campo e cercato di mettere in sicurezza il più possibile, perché c'erano anche folate di vento che tendevano a sollevare la singola tela. Abbiamo cercato di lavorare il più possibile e insomma sembra che qualcosa funzioni.
Però mi diceva che a casa di un suo parente c'è stato un vero e proprio allagamento. Sì, loro hanno avuto, diciamo, avendo un sottotetto senza soletta e non avendo la guaina di impermeabilizzazione, hanno allagato la camera da letto. Durante le piogge di questi giorni? Certo, soprattutto quella di venerdì pomeriggio, che c'è stata una specie di bomba d'acqua qui in zona. Ma il problema è questo, che questa attrezzatura di ricovero, se così possiamo chiamarla, dovrà rimanere per tantissimi mesi, lunghissimi mesi. Come si fa a affrontare soprattutto l'inverno in questa situazione? Diciamo che adesso il mio obiettivo è quello di stendere la guaina il prima possibile, perché questa situazione provvisionale qui con un telo di fortuna come questo non ci salva. Ai primi geli questo telo inizia a disgregarsi, con le piogge non è adatto per garantire una sicurezza prolungata nel tempo. Quindi il mio obiettivo è quello di rimuovere la copertura che è distrutta, posare la guaina e dopo con calma farò il manto di copertura. Ma parliamo di danni, ovviamente adesso è troppo presto, però parlavamo di cifre che superano i 15.000 euro per il tetto. Ma sì, penso che 15.000 euro sia proprio la base. Consideri abbiamo una copertura di circa 350 metri quadrati, sui quali insiste anche un impianto fotovoltaico di 8 kg e lei può ben fare i conti di che cosa andiamo incontro. Anche perché lei ha i pannelli solari completamente distrutti. Sono completamente distrutti, non se ne è salvato uno, ma si tratta proprio di fori che sembrano fatti proprio con una fresa. Grazie mille a Stefano. Direttore, da TED sul Brenta per il momento è tutto, vi restituisco la linea. Grazie molte a Sharon Di Carlo. Come avete visto, non soltanto i danni gravissimi alle auto, ma anche ai tetti delle case. Tra l'altro manca il materiale, si fa fatica così a ripararli per vari motivi e quindi è una situazione difficilissima per coloro che sono stati colpiti da questo fortunale spaventoso. Intanto c'è una nota della Regione del Veneto sui blackout. Il maltempo ha provocato diffusi problemi anche nella rete elettrica con disagi a privati e aziende. Nei momenti di picco del maltempo 6.000 utenti sono rimasti senza corrente elettrica in provincia di Verona e 2.000 utenti hanno subito le medesime problematiche nel Trevigiano. Le disalimentazioni sono in buona parte rientrate grazie agli sforzi dei tecnici dell'Enel che hanno reagito con prontezza a 3 ondate temporalesche alle 23 di ieri sera, alle 9 di questa mattina e l'ultima sferzata alle 11 di oggi. Quindi è stata ripristinata la corrente, ma capite che per molte ore migliaia di persone sono rimaste al buio e si registrano problematiche minori anche se comunque disagi nel bellunese. Adesso vediamo un titolo, regia, se possiamo inquadrare questo titolo lo vediamo subito. Violenta grandinata dalla regione, subito 50 milioni di euro. Qui siamo in Friuli Venezia Giulia, a Mortegliano, casa di riposo inagibile, 90 anziani da trasferire. Già che ci siamo Renato, sentiamo questa testimonianza dal Messaggero Veneto. Sentiamo. Territorio, avremo la riunione con la protezione civile di Palmanova, sono già venuti a fare una prima ricognizione stamattina e quindi ci sarà la decretazione probabilmente dello stato di calamità naturale e poi vediamo con le domande per i danni. Grazie. Fosse la sindaca di Bicinicco in Friuli Venezia Giulia, ma gravissimi danni anche nel Goriziano, a Gorizia sradicati dal vento impetuoso, decine di alberi. Vediamo chi c'è in diretta, una collega della nostra redazione di Tele4. A voi la linea, grazie. Si vede proprio un albero tranciato a metà con una parte che è rimasta su e l'altra che è caduta. A lato marciapiede, non so se magari è uno di quegli alberi dove i vigili del fuoco sono intervenuti spostandolo dalla carreggiata, ma da come è cascato l'albero mi pare proprio di evincere che sia caduto naturalmente in questa direzione, è proprio spezzato e piegato da questo lato e insomma se una persona si fosse trovata qua sotto in quel momento magari non aveva motivo di trovarsi qui visto il temporale, però insomma poteva essere un dramma e un dramma altrettanto se
questo grosso albero fosse caduto ovviamente in strada, con il pericolo non solo per chi appunto viaggia sulle strade, ma il disagio anche di una strada che sarebbe rimasta bloccata. Questa è la situazione a Gorizia. Io provo a vedere se attraversando la strada, facendo attenzione, ci spostiamo, perché vedo un signore che con cautela, certo Laura, ci mancherebbe, vedo un signore che sta tagliando dei rami e voglio andare a parlare con lui. Vediamo se riusciamo a passare. Stai attenta Elisabetta anche tu, perché io sono un po' spavaldo in effetti. E allora aspettiamo che anche Elisabetta Gessi, eccoci qua, possa passare. Scusate se vi do le spalle. Allora, qui vediamo un signore, un ragazzo che sta operando su un albero credo caduto. Buongiorno, salve, buongiorno, siamo di Tele4. Scusi, non si preoccupi, vedo che, cos'è questo, un albero che era caduto e... Sì, era arrivato fin qua, bloccava l'accesso, insomma, l'accesso alla lama, bloccava dopo per il supermercato eccetera, allora... Lei abita proprio qua? No, io abito a Savogna, di Sonzo. Quindi proprio qui per lavoro, per sistemare questa situazione? No, sono qui per dare una mano e si fa quel che si può. Ecco. Beh, complimenti. Tanti danni questa notte? La mia macchina è andata. Qua ho il furgone col parabrezza crepato. E niente, almeno si fa quel che si può e poi andremo da quello là. Picchi di grandine grosse come palline, no? Diciamo mediamente una roba del genere. Una palla da tennis praticamente. Più o meno. Dal golf al tennis, dai, diciamo. Quanto è durato questo maltempo improvviso e molto molto forte? Un paio d'ore. Quindi chiusi in casa e aspettare che finisca? Purtroppo sì, non si poteva fare niente. Lei abita da solo? Sì. Ho capito. E quindi adesso si pensa, il giorno dopo, si pensa a rimediare e sistemare? Si pensa a sistemare quel che si può e almeno approfittare per quello che... Quindi lei sta raccogliendo, questi diventerà legna da ardere? Diventerà il caldo di quest'inverno. Questo è importante. Almeno si può, cioè, si recupera quel che si può. Beh, le fa onore anche aiutare la comunità. Grazie e buon lavoro. Grazie a lei, salve, arrivederci. Grazie, arrivederci. Hai sentito quindi insomma la testimonianza di chi vuole anche dare una mano. Facciamo vedere anche all'opera il ragazzo che armato di motosega ha deciso di rimediare a una situazione che tutto sommato insomma gli fa anche onore, perché ci si dà una mano in situazioni del genere. Laura, ovviamente conosciamo che i danni da maltempo possono essere molto molto importanti e insomma la comunità che è unita si tende la mano a vicenda. Bene, io vi lascio a commentare se volete anche questo, mi sposto in un'altra zona della città e vediamo se raccolgo altre voci e altri pareri di quello che è successo questa notte. A te la linea. Grazie molte, grazie a Gianluca Paladin della nostra redazione triestina con Tele4 e torniamo nel Bassanese dove vi dicevo ci sono stati danni ingentissimi alle auto, c'è il Presidente Ciampetti che suggerisce il Presidente del Consiglio regionale di trovare riparo nei garage dei grandi centri commerciali, ma a Bassano del Grappa purtroppo è accaduto l'irreparabile, milioni di euro di danni e attese di riconsegna fino ad un anno. Vediamo. La media mettiamo sui 7-8 mila euro di danni. Per 500 macchine? Per 500 macchine, sì. E i conti si fanno presto a fare, 1.500.000 euro di danni, ma questi sono solo i numeri parziali se consideriamo che le auto distrutte dalla grandine arrivate nelle carrozzerie del territorio sono migliaia. Danni enormi, non ci aspettavamo una cosa così. Fortunati quelli che sono assicurati e che l'assicurazione copre tutto, perché bisogna vedere anche quello se copre tutto, e quelli che non sono assicurati purtroppo è un problema, ecco. Una grandine fortissima, dei veri e propri proiettili. Guardate dove è arrivato il parabrezza di quest'auto. Danni soprattutto ai vetri delle autovetture completamente disintegrati e per la maggior parte dei cittadini, se l'automobile diventa fuori uso, l'effetto domino è immediato. Continuo a ricevere chiamate perché c'è qualcuno che lavora distante che non riesce ad andare a lavorare, però avendo questa fornitura di vetri che sta scarseggiando devono attendere e portare pazienza purtroppo. Forniture sempre più difficili da reperire e intanto nelle carrozzerie si lavora non stop.
Come vedete qui alle mie spalle si sta procedendo per sistemare le ammaccature. Stai procedendo con la raddrizzatura a freddo. Esatto. E si cerca di riportare alla forma originale il tetto dell'auto. Carrozzeria al lavoro senza sosta da qui a un anno. A causa dei tantissimi mezzi danneggiati, infatti, per alcuni sarà di 365 giorni l'attesa prevista per avere indietro l'auto. Secondo me a maggio-giugno riusciremo a completare il tutto. Dell'anno prossimo? Dell'anno prossimo, sì. E purtroppo sta piovendo ancora e, come diceva prima giustamente Daniela Sizzia, ricordava che l'allerta dura fino a domani pomeriggio, allerta arancione, quindi con pericolo di dissesti idrogeologici. La Regione ha diramato ieri un bollettino che lanciava l'allarme. Vediamo immagini da riprese a Tarso. Tra Tarso e Corbanese c'è una tempesta in corso, qui siamo nell'alto trevigiano, vedete piove a dirotto, sono immagini che sono state riprese pochi minuti fa. In molte zone segnalati di nuovo episodi di grandine particolarmente grande, palline da tennis, qualcuno dice addirittura più di palline da tennis. E abbiamo visto anche molte persone che sono state ricoverate nel Veronese con ferite lacero-contuse proprio perché colpite da questi piccoli meteoriti, chiamiamoli così. E tutta la regione che è stata colpita dal maltempo, vi dicevamo, e ovviamente è stato messo in ginocchio ancora una volta il settore agricolo. Il punto lo fa Gianmichele Passarini, presidente di CIA Veneto. Sentiamo. Numeri da bollettino di guerra, quelli dei terreni agricoli colpiti dalle violente grandinate dalle trombe d'aria della scorsa settimana, un quadro che non ha risparmiato nessun'area della regione, come spiega Gianmichele Passarini, presidente veneto di CIA. Abbiamo avuto delle grandinate importanti su quella che è tutta la parte dell'Alto Trevigiano, ma anche nella Bassa Padovana, cioè è stata colpita tutta la regione indiscriminatamente e le colture ne hanno pensiamo all'ortofrutta, pensiamo a tutta la parte maedicola, cioè abbiamo avuto una diversità di catastrofi che ha colpito tutta la parte, voglio dire, vegetale, senza contare poi tutte le stalli, ad esempio, sono state scoperchiate, quindi problemi anche con gli animali, cioè veramente oggi siamo in una difficoltà climatica che ci sta mettendo sotto un forte stress. Un'emergenza continua per il settore primario che ha bisogno di iniziare a governarla, da qui l'appello degli agricoltori. Di fronte a questo cambiamento climatico che è innegabile bisogna cominciare a mettere in piedi delle strategie che siano il più possibile vicine alla possibilità di dare un reddito garantito ai nostri agricoltori. Reddito garantito in che senso? Di riuscire ad esempio attraverso i sistemi assicurativi, attraverso ad esempio i sistemi anche delle tecnologie, della ricerca, nel poter dare la possibilità agli agricoltori veneti in questo caso di portare a casa i propri raccolti. E lasciamo la grande ampia finestra sul maltempo, ci ricollegheremo tra poco con Daniela Sizzia dalla Marca Trevigiana, dalle zone più colpite. Vediamo un ultimo titolo adesso della Nuova Venezia. Vedete, il maltempo si è abbattuto ancora sulla riviera del Brenta, problemi alle case già danneggiate. È veramente qualcosa di particolare, di spaventoso. Ma andiamo adesso su una storia, una vicenda drammatica di cui si sta parlando moltissimo, perché Gloria, questo è un nome di fantasia, è una donna di 78 anni, è la prima veneta ad aver fatto ricorso al suicidio assistito. Qui in Veneto, nel Trevigiano, a casa sua e con medicinale e strumenti forniti dall'azienda sanitaria. Si è spenta ieri mattina alle 10:25 nella sua casa.
La vita è bella, ma solo se siamo liberi, e io lo sono stata fino alla fine. Grazie. Si è congedata così Gloria, la 78enne trevigiana malata oncologica, prima cittadina veneta a morire praticando il suicidio assistito. Di caso storico parla il medico che era con lei, Mario Riccio, consigliere generale dell'associazione Luca Coscioni. Gloria è la seconda persona in Italia ad aver scelto di porre fine alle proprie sofferenze tramite l'aiuto alla morte volontaria, reso legale dalla sentenza della Corte Costituzionale del 2019 sul caso Cappato Antoniani, ma è anche la prima persona ad aver ottenuto la consegna del farmaco e di quanto necessario da parte dell'azienda sanitaria. Dall'ULSS 2 marca trevigiana solo poche righe. Riteniamo doveroso il massimo rispetto della privacy della persona e della famiglia, a cui vanno le nostre più sentite condoglianze, per cui non forniremo informazioni. Ma di fatto il Veneto ha deciso di ottemperare alla sentenza e di questo l'associazione Coscioni è riconoscente. Non c'è stato bisogno per la prima volta in Italia di ricorrere ai tribunali per ottenere una risposta alla richiesta della signora Gloria. Il fatto che l'aiuto sia arrivato nella regione presieduta da Luca Zaia della Lega dimostra che su questo tema non valgono i recinti dei partiti e delle coalizioni, conta la sensibilità nei confronti delle persone che soffrono e delle loro scelte. E sempre il Veneto ha accolto la richiesta di intraprendere la medesima procedura per il vicentino Stefano Geller, che ha però deciso di attendere e che sui social ha scritto: "Buon viaggio Gloria, hai ottenuto e fatto ciò che volevi ed è giusto così". Non è un problema di morte, è un problema di qualità della vita, perché per noi questo è l'elemento fondamentale. Noi non siamo quelli della morte, noi siamo quelli della qualità della vita, e la qualità della vita è anche la qualità del fine vita. Sbarra torna a invitare il Consiglio regionale a legiferare per dare una tempistica certa per rispondere alle richieste dei malati, come Gloria, i cui familiari hanno compreso e le sono rimasti accanto. Suo marito gli ha tenuto la mano fino all'ultimo momento, i familiari erano in casa e lei ha dato anche serenità a tutti, ribadendo la sua scelta fino all'ultimo. Ovviamente su una questione così delicata che tocca le coscienze di ciascuno di noi c'è uno scontro, un travaglio anche politico, un confronto politico tra coloro che sono favorevoli al suicidio medicalmente assistito e coloro che sono contrari. In particolare in Consiglio regionale sono contrari Joe Formaggio, Nicola Finco e Stefano Valdegamberi, e quindi c'è uno scontro anche all'interno della maggioranza. Vediamo su questo le reazioni politiche nel servizio della nostra redazione trevigiana. La notizia è arrivata nelle ultime ore, sollevando profonde riflessioni non tanto sul diritto di scelta, ma sulla questione che dovrebbe essere normato a livello nazionale. E ancora, nonostante tutto, non è così. Il Veneto è la prima regione d'Italia ad aver raggiunto e poi depositato la soglia delle firme necessarie per poter portare la proposta di legge regionale sul suicidio assistito in Consiglio regionale. Ora stanno raccogliendo le firme anche altre regioni italiane. È un tema che va affrontato con delicatezza e rispetto, commenta subito Alberto Villanova, capogruppo della Lega in Consiglio regionale. Io personalmente credo nella libertà e credo anche nella libertà di mettere fine alla sofferenza se una persona decide di farlo anche in questo modo. In Consiglio regionale abbiamo votato una mozione qualche tempo fa proprio su questo tema, una mozione che arrivava dall'opposizione, e io ho lasciato libertà di scelta ai miei consiglieri, proprio perché secondo me su temi etici come questo, temi molto delicati, non si può dare un ordine di partito, non ci può essere un'imposizione. La politica, dice Villanova, deve fare un passo indietro, deve essere messo in primo piano la sensibilità di ogni persona. Ma devono esserci regole chiare, termini e una linea comune per tutte le regioni. Ne è convinta anche Vanessa Camani, capogruppo del Partito Democratico, che sottolinea come sia un diritto in Italia, ma non definito sulla base di una legge nazionale. Siamo di fronte ad una battaglia di civiltà per il nostro Paese, rispetto alla quale c'è una latitanza del Parlamento nazionale molto grave. C'è stata una proposta di legge che nella scorsa legislatura è stata approvata in prima lettura alla Camera ed è sostanzialmente morta al Senato. C'è un disegno di legge, un progetto di legge depositato alla Camera dal Partito Democratico che altro non fa che acquisire le disposizioni della sentenza della Corte e tradurle in legge nazionale. Io credo che sia inumano che a queste persone
sia garantito questo diritto solo attraverso la sentenza di una corte. La nostra regione, spiega Erika Baldin, consigliere del Movimento 5 Stelle, è all'avanguardia su questi temi del fine vita. Perché la mozione Geller, che avevo presentato e approvato, è stata approvata appunto il 3 maggio scorso, non all'unanimità ma quasi, ha comunque connotato la nostra regione come una regione all'avanguardia. Sostanzialmente chiedeva il rispetto della dignità della persona, tempi celeri ed effettivi e una procedura semplice per arrivare alla fine vita. È un diritto, questo termina, che in altri paesi è già effettivo. Il nostro, in tema di diritti, è ancora arretrato, termina la Baldin. E questa era Daniela Sizzia. Adesso andiamo in diretta a Padova con Valentina Visentin, perché domenica pomeriggio c'è stata una rissa sanguinosa proprio a Padova, nel quartiere Forcellini. Ci racconta tutto Valentina Visentin. A te la linea, Valentina. Sì, buongiorno direttore, ci siamo spostati di pochi metri dal luogo in cui è avvenuto l'accoltellamento mortale che ha sconvolto la tranquillità della domenica pomeriggio di questo quartiere residenziale di Padova, il quartiere Forcellini. Ci siamo spostati di pochi metri lungo l'argine, perché è qui che ieri in serata si sono concentrate ancora le ricerche dei carabinieri e dei vigili del fuoco per cercare di recuperare quella che potrebbe essere l'arma del delitto. Manca infatti all'appello il coltello utilizzato per il ferimento mortale di Albert Deda, il 24enne albanese ucciso al culmine di questa sanguinosa rissa. Pare da due fratelli albanesi, Ilmi e Clinton Rakipai, che sono stati poi arrestati mentre tentavano la fuga verso il confine con la Slovenia. I carabinieri hanno repertato alcuni coltelli da cucina all'interno dell'appartamento dove vivevano i due fratelli albanesi e dove si è verificato appunto l'accoltellamento mortale, ma manca un coltello e sono state rinvenute tracce di gocciolamento di sangue all'interno dell'auto utilizzata per la fuga. Questo fa propendere gli inquirenti per l'ipotesi che i due fratelli si siano caricati in auto anche il coltello utilizzato per il ferimento mortale e poi lo abbiano gettato nel fiume per far sparire appunto questa prova fondamentale per le indagini. I fratelli che si sono anche cambiati, comprati vestiti nuovi e buttato anche i vestiti insanguinati, quelli sporchi del sangue della vittima. Il movente è l'altro giallo di questa vicenda, anche se i carabinieri propendono per i futili motivi e pare proprio che all'origine di questo accoltellamento mortale ci sia un'ospitalità negata, ma ricostruiamo tutto nel nostro servizio. Avrebbero ucciso il loro amico a cui volevano negare l'ospitalità. Potrebbe essere questo il fattore scatenante della sanguinosa lite culminata nell'omicidio del 24enne albanese Albert Deda, che domenica pomeriggio ha scosso il quartiere Forcellini a Padova. I presunti autori dell'omicidio, i fratelli albanesi Ilmi e Clinton Rakipai, potrebbero svelare il mistero del movente durante l'interrogatorio di garanzia del loro arresto, che dovrebbe svolgersi a Gorizia entro domani. Poi la procura trasferirà tutti gli atti a Padova, procura titolare dell'indagine. I due fratelli di 19 e 24 anni sono stati fermati mentre cercavano di raggiungere il confine con la Slovenia, ma sono stati bloccati dalla polizia stradale. Insomma, una lite per futili motivi. I carabinieri che stanno svolgendo le indagini sembrano escludere la pista del regolamento di conti o di questioni legate alla droga. I 5 albanesi coinvolti sono tutti incensurati. Gli altri 2 giovani feriti restano piantonati in ospedale. Si temono vendette. Uno dei 2, quello ferito più leggermente, avrebbe ammesso che la lite sarebbe scoppiata dopo il rifiuto dei fratelli Rakipai di ospitare un connazionale appena arrivato in Italia. Domenica pomeriggio la violenza sarebbe prima esplosa all'interno dell'appartamento. La vittima, Albert Deda, sarebbe stato anche colpito con una testata, poi la resa dei conti nell'androne con l'accoltellamento mortale all'addome. Tra un paio di giorni dovrebbe svolgersi l'autopsia sul corpo del 24enne elettricista da molti anni in Italia. Mai ai problemi con la giustizia. Un ragazzo descritto da tutti come tranquillo. Stessa cosa per i 2 fratelli camerieri che da qualche anno vivevano in affitto nell'appartamento di via Dorighello, dove risulta ancora residente la vittima. Erano 2 ragazzi molto tranquilli che salutavano ed erano molto gentili, ecco, nulla lasciava pensare che ci potessero essere
delle vicende così forti. Dopo l'accoltellamento, la fuga in macchina verso il confine. Prima una fermata all'outlet di Noventa di Piave per acquistare vestiti nuovi e puliti. Nella Clio rossa, che è stata sequestrata, vistose tracce di sangue, ma ancora l'arma del delitto non si trova. I carabinieri ieri mattina sono tornati in via Dorighello per continuare a cercare reperti. Sono stati sequestrati alcuni coltelli da cucina nell'abitazione dei due fratelli. Difficile forse recuperare il coltello, visto anche il maltempo di queste ore, il forte vento, ma i carabinieri dovrebbero continuare a cercare. Si attende appunto anche l'interrogatorio di convalida dell'arresto dei due fratelli albanesi che si dovrebbe svolgere domani mattina a Gorizia, e poi dovrebbe essere convalidato il fermo e la detenzione in carcere, quindi il trasferimento al carcere Due Palazzi di Padova. Queste le novità. Intanto da Padova restituisco la linea allo studio. E ancora shock a Verona, sempre per restare in tema, per l'uccisione la morte di due fratelli. È stato un omicidio-suicidio, una famiglia devastata dal lutto per il terzo fratello che era morto di leucemia. Il professor Crepè commenta: il pensiero vada ai genitori. È la storia di un ragazzo che ha ucciso, di 28 anni, che ha ucciso il fratello di 24, è ancora oscuro il movente, e che poi sempre così in maniera del tutto imprevista si è tolto la vita, perché nessuno avrebbe mai pensato che questo ragazzo pieno di vita avrebbe poi deciso di uccidere il fratello e poi di arrivare ad un gesto estremo. È successo a Verona e ovviamente si cerca di capire le cause di questo omicidio-suicidio. E ancora la cronaca nera, è stata una settimana truculenta a dir poco per la questione anche dell'omicidio Ceschin. Si è saputo che il mandante del delitto di quella povera signora uccisa nella propria abitazione a Conegliano sarebbe stato il marito, che non voleva pagare all'ex moglie 15.000 euro mensili, e l'avrebbero deciso i giudici tra pochi giorni. Allora ha soldato dei killer. Una storia terribile, ci racconta tutto il nostro collega della redazione di Treviso. Non passa minuto senza che gli inquirenti non aggiungano una tessera al puzzle criminale che ha portato alla morte di Margherita Ceschin, la 72enne trovata morta nella sua casa a Conegliano il 24 giugno scorso e che sarebbe stata uccisa da 3 killer. Un omicidio commissionato, questa l'ipotesi, dal marito Enzo Lorenzon, 79 anni, e dall'attuale compagna di origini dominicane, con l'intermediazione di altre 2 persone. 7 in tutto quindi soggetti coinvolti, 4 di questi in carcere, tra cui lo stesso Lorenzon. Ora si tratta di chiudere il cerchio con le intercettazioni telefoniche che indicano una traiettoria ben precisa, ovvero la Spagna. È qui nella penisola iberica che si troverebbero 2 dei 3 esecutori materiali del delitto, che sarebbero venuti in Italia appositamente per colpire nell'appartamento di via 28 aprile. Le autorità italiane già si stanno muovendo con i pari grado spagnoli in modo da evitare ulteriori fughe. E proprio il pericolo di fuga dei presunti colpevoli aveva convinto sabato mattina all'alba i carabinieri coordinati dalla procura a effettuare il blitz tra Ponte di Piave, Treviso e San Biagio di Callalta. Nella cascina di Negrisia in particolare si trovavano Enzo Lorenzon e Dileisi Guzman. La colf è diventata compagna di 50 anni più giovane e tra i motivi della separazione con Margherita. Sarebbero loro la mente, accanto a 2 intermediari, un'altra donna dominicana indagata ma a piede libero e Juan Maria Guzman, 41 anni, prelevato dalla sua abitazione di Treviso. Poco distante, a Olmi di San Biagio di Callalta, l'arresto di Sergio Antonio Luciano Lorenzo, 38 anni, cugino di Dileisi e ritenuto esecutore materiale. Tutti nell'interrogatorio di garanzia si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, tutti però resteranno in carcere, come deciso nel pomeriggio dal GIP di Treviso, Marco Biagetti. Provvederò immediatamente a depositare istanza al Tribunale del riesame, perché ritengo di avere la necessità di sottoporre al vaglio del giudice del riesame di Venezia, il Tribunale Collegiale del riesame, tutta la documentazione che ovviamente abbiamo interesse anche noi ad acquisire nei termini più brevi. Quindi
è qualcosa che farò nell'immediatezza. Mentre la 32enne resta nella sezione femminile del carcere della Giudecca, i 3 uomini, Lorenzon compreso, che sono a Santabona, potrebbero essere soggetti a dei trasferimenti. È presumibile, rimanendo il divieto d'incontro, che qualcuno venga trasferito in altro istituto penitenziario. E questo era l'avvocato Fabio Crea, che è spesso ospite di Focus. Stasera ancora focus sui temi di grande attualità, ovviamente il maltempo, ma anche il suicidio assistito, il primo che sia stato favorito in Veneto, attuato in Veneto. È una donna di 78 anni che ha detto: sono sempre stata libera e lo sarò fino all'ultimo. Andiamo alla strage di Santo Stefano, vediamo un aggiornamento sulla vicenda giudiziaria che riguarda ovviamente la responsabile di quello spaventoso incidente che ha provocato la distruzione di una famiglia, la morte di 3 persone, Angelica Hutter. Vediamo. Non è decaduta, ma non è nemmeno stata modificata la misura cautelare con la quale è stato disposto il carcere per Angelica Hutter dopo un ricovero di poco più di 10 giorni nel reparto psichiatrico dell'ospedale di Venezia. La giovane automobilista tedesca, accusata di omicidio stradale plurimo, è tornata in cella nel carcere femminile della Giudecca e lì resterà, non è chiaro ancora per quanto, per il pericolo di reiterazione del reato e di fuga. La 32enne era alla guida dell'Audi A3 intestata al padre quando lo scorso 6 luglio investì, uccidendoli praticamente sul colpo, il piccolo Mattia, Marco Antoniello e Maria Grazia Zuin. Quella macchina era la sua casa da quando nell'ottobre dell'anno scorso l'aveva riempita di beni di prima necessità prima di partire per un viaggio nel sud Europa. La stampa tedesca fa coincidere la decisione di intraprendere il viaggio con l'irruzione della polizia nell'abitazione dei genitori una settimana prima della partenza. Sconosciuti i motivi della perquisizione domiciliare a Deggendorf, che però sarebbero stati oggetto di un acceso diverbio fra Angelica Hutter e i genitori. In Italia la giovane viene denunciata dalla polizia di Bolzano per oltraggio a pubblico ufficiale per possesso di oggetti atti a offendere. In un negozio Angelica discute animatamente con un commesso che richiede l'intervento della forza pubblica. Alla vista della polizia la giovane ha una reazione scomposta, viene perquisita e dallo zaino salta fuori un martello. La denuncia è a piede libero, quindi la 32enne riprende il suo viaggio. In Comelico le telecamere riprendono la sua auto in 2 distinti momenti ravvicinati nel tempo. Nel primo la si vede ferma a una fontana a riempire bottiglie d'acqua. Ad un certo punto la giovane chiude con una certa forza le portiere dell'auto sulla quale risale compiendo una pericolosa inversione ad U, in seguito alla quale rischia di andare a sbattere contro l'auto di una donna che sta uscendo da un passo carrabile. Pochi minuti dopo la seconda telecamera riprende l'auto sfrecciare in via Udine all'altezza dell'incrocio per la frazione di Campolongo. Poi un doppio frastuono indica il momento esatto dell'impatto. Cosa, come e perché si sia compiuta quella strage al momento restano interrogativi senza risposta. Le famiglie Antoniello e Potente hanno chiesto la tregua mediatica, idem la difesa di Angelica Hutter rappresentata dall'avvocato Giuseppe Triolo del Foro di Belluno. Al lavoro i consulenti tecnici per le perizie, le cui risultanze non saranno pronte prima della fine dell'estate. Grazie al servizio di Tiziana Bolognani. Prima di andare in pubblicità riepiloghiamo le notizie di cui ci siamo occupati attraverso i titoli del Corriere del Veneto. Vediamo l'apertura maltempo, 39 feriti da grandine e danni, grave ragazzo di 16 anni colpito da un albero, è accaduto a Zimella nel Veronese. Oltre 200 gli interventi dei Vigili del Fuoco per quest'ultimo fortunale che ha spaziato da Treviso, da Verona fino a Treviso, poi si è spostato in Friuli Venezia Giulia. Allerta arancione, auto nei garage degli Iper per salvarle dalla grandine, l'appello del Presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti. E poi ancora cronaca, caccia ai sicari ingaggiati dalla Spagna, lei chiedeva al marito 15.000 euro al mese, ne abbiamo parlato proprio poco fa. La vita è bella solo se siamo liberi, l'ultima frase di Gloria, primo suicidio assistito in Veneto. E poi il 25 luglio, caduta del Duce, le feste in piazza soffocate dai prefetti, la guerra continua. Andiamo in pubblicità, 2 minuti con Renato Capoglia, e insieme a Renato Capoglia chi c'è oggi in regia? Italo Morao, e ci vediamo tra pochissimo. State con noi, Focus TG.
E non è soltanto il Veneto a subire i danni del cambiamento climatico, gli effetti spaventosi. Vediamo il titolo del Fatto Quotidiano che mette in evidenza che ci sono tempeste al nord, in particolare anche a Milano è stata devastata questa notte da una grandinata e da un vento spaventosamente violento, incendi al sud e quindi l'Italia divisa in due. Nubifragi in Lombardia e una sedicenne è stata uccisa da un albero in Brianza, roghi a Palermo, soccorsi impossibili, morta 88enne. È davvero una situazione catastrofica, è quasi da film e vediamo di darvi conto di quello che è successo e andiamo a Follina nuovamente da Daniela Sizia. A te la linea, Daniela. Buongiorno direttore, siamo a Follina, nei pressi, cioè siamo in un agriturismo, La Dolza. Qui tantissimi gravissimi danni, sono insieme al proprietario, il signor Curto. Intanto buongiorno. Buongiorno. Prima di tutto ti faccio vedere, direttore, perché è allucinante. Guarda qua, questa è ancora la grandine di questa notte, cioè ancora, qui era un tappeto, guarda che roba. Qui ci sono a terra tutte le melette, che ti faccio vedere, che arrivano da quegli alberi che sono laggiù, quindi pensa che vento, che raffiche di vento e che grandine, tanto da essere ancora qui una tempesta, tantissimi danni. Signor Curto, intanto ci diceva dalle melette, le melette che sono cadute, ci diceva lì c'è un'altra pianta, c'era? Sì. Allora, questo è un frutteto che serve ad approvvigionare l'agriturismo. L'agriturismo ha delle percentuali di produzione che deve appunto produrre. Quest'anno questa produzione non ci sarà. Si tratta di piccoli frutti, si tratta di uva da vino, si tratta di ribes, noccioli, fichi, meli e gli orti. Distrutto. Non c'è più niente, quindi sì, diciamo che per noi non è molto ingente in quantità calcolato in danni di soldi, ma per noi è la nostra produzione, quindi dovremmo andare a comprare la frutta, la verdura e il vino da un'altra parte. Ecco, danni fra l'altro anche, ci diceva, al fotovoltaico. Sì, abbiamo l'impianto fotovoltaico con cui facciamo funzionare l'azienda e l'impianto solare con cui produciamo acqua calda per l'azienda. L'impianto solare è completamente distrutto. L'impianto fotovoltaico adesso faremo una perizia, ma sicuramente è danneggiato perché ci sono delle ammaccature molto importanti. Ecco, ci mostra, perché se hai tempo un attimo, direttore, andiamo verso il frutteto, perché ti facciamo vedere tutte le mele sono a terra, cioè distrutto completamente tutto quanto. I danni, ti diceva, sono ingenti, non tanto come a livello monetario, ma sono ingenti per loro, perché loro con questi frutteti ci vivevano in pratica. Ecco. Sì, questa per esempio è una piantagione di ribes che era in produzione e mi sa che per un paio d'anni non vedremo più, forse le foglie sì, ma frutta non ce ne sarà più. E poi ci sono i fichi lì dietro, ci sono i noccioli qua e sono tutti più o meno nella stessa situazione. Ecco, passiamo solo per arrivare a vedere le melette, ti faccio vedere un campo di melette tutto praticamente distrutto la cosa che ci ha sconcertato è vedere ancora la grandine a terra, quindi ti faccio solo pensare che cosa può essere accaduto qui tra ieri sera e questa notte. Ecco, questo è ecco, qui c'erano le mele che sono tutte a terra, non c'è più niente, alberi che sono praticamente distrutti. Giusto, signor Curto? Sì, questo è anche un frutteto abbastanza antico, perché insomma ha 15 anni e le piante sono abbastanza radicate, quindi non si sono divelte. E ecco. Qui vediamo solo la frutta a terra, più in su abbiamo altri frutteti dove anche le piante sono state divelte. Ecco, guarda direttore, te li alzo, guarda, è pieno, è tutto a terra, tutto distrutto.
una conta quando siete venuti qua questa mattina, una disperazione. Sì, allora siamo stati molto contenti di vedere che gli animali stavano tutti bene, nonostante alcuni ricoveri sono volati via. Però poi insomma man mano che passano le ore e il sole che esce fa maturare le ferite della frutta, ci siamo resi conto che quest'anno quella poca frutta che rimane negli alberi marcirà. E c'è paura perché l'allerta non è finita. Ormai per noi, ecco, i danni che possono succedere ancora possono essere quelli agli animali o alle cose. La frutta non c'è più, quindi le coltivazioni, anche il mais che abbiamo non c'è più, quindi per noi l'allerta per quanto riguarda la produzione vegetale è finita. Sito direttore, l'allerta purtroppo per loro è finita perché più di questo la tempesta non può distruggere. Questa è un'impresa, questo è un agriturismo, uno dei tanti, perché davvero dove ci spostiamo è davvero una desolazione. Direttore, qui da Follina è davvero tutto. Grazie molte a Daniela, grazie a Daniela Sizia, il nostro operatore. Cosa si può fare quando ci si ritrova una mattina con il tetto scoperchiato? È successo a Tezze sul Brenta, rivediamo l'appello di una famiglia che appunto è rimasta senza un tetto. Il servizio di Alex Giuliano. La cronaca di una vera e propria tragedia, una tempesta perfetta che si è abbattuta su Tezze sul Brenta, lasciando delle cicatrici importanti, diventa il racconto anche di tante storie di persone, di cittadini in difficoltà, come la casa che stiamo visitando oggi. Lo vedete alle mie spalle, ci sono ancora i teli che coprono i mobili perché il tetto è stato completamente danneggiato. In casa ogni volta che piove scende acqua. Signora, veramente una situazione drammatica. Lei diceva che non dorme da 4 notti, vive con le bacinelle e con la speranza che qualcuno venga a risolvere il problema. Io ho chiesto semplicemente che mi vengano a mettere un telone, che tutelarci sopra il tetto. Questo ho chiesto, perché se io non avevo bisogno, se potevo andare sopra il tetto, ci andavo io e mio marito sopra. Prima si fanno quelli che non hanno la copertura della guaina prima. Signora, come sono stati questi giorni? Terribili. Guarda, mi non auguro a nessuno di quale terremoto. Mi domando se penso è stato un terremoto qua. E allora il terremoto, quando prende fuoco una casa, ti mettono in sicurezza, giusto? Questa è uguale. A me non hanno messo in sicurezza nessuno qua. Sono tante le case che anche qui nel vicinato si trovano grosso modo nella stessa situazione. Lei ha avuto modo di parlare proprio con i vicini? Ho parlato, la situazione che ho io, qua con quelli che ho parlato, non c'è. L'acqua che ho io dentro non ce l'hanno, avevano qualche goccia, gocciolava, ma non come me. E hanno già il telone. Tanti se lo sono messo perché le casette più basse e se sono arrangiati anche tante qua. Ma mi non possono andare sopra. Si è alzato il vento e il telo è volato via praticamente perché non avevamo i sacchi di sabbia e i sacchi di sabbia erano introvabili perché abbiamo tutte le edilizie qua vicino non ne avevano. E così in molti hanno dovuto riempire sacchi con la ghiaia del sentiero di casa, con sassi o mattoni. La pioggia, arrivata in tarda mattinata, ha accentuato i problemi e aumentato la paura. La macchina dei soccorsi di Tezze è partita subito, ma le richieste sono ancora tante. Intervenire è necessario ed è soprattutto una questione di tempo, in tutti i sensi. E tant'è, questo è quello che è accaduto a Tezze e anche in tante altre località del Veneto, e questa è la situazione di moltissime famiglie. Come se non bastasse, ci sono gli incidenti stradali, alcuni sono stati provocati dal maltempo. Ce n'è stato uno ieri pomeriggio intorno alle 17 a Campo San Piero e poteva avere conseguenze molto più gravi. Vediamo. L'autocarro ha finito la sua corsa schiantandosi contro il muro dell'abitazione. Poteva avere conseguenze gravi. L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio verso le 17 in via San Marco a Campo San Piero. Il conducente alla guida del mezzo che trasportava materiale edile mentre affrontava la rotatoria ha perso il controllo dell'autocarro, forse per un problema al sistema frenante, e ha sfondato la recinzione dell'abitazione privata schiantandosi contro il muro. All'interno della casa vivono una coppia di genitori con il figlio. Fortunatamente quest'ultimo non era in casa
casa mentre i genitori ultranovantenni si trovavano al piano di sopra e non si sono accorti di nulla. Ferito il conducente dell'autocarro, che è stato trasportato in pronto soccorso a Campo San Piero in codice giallo. L'uomo, trentenne moldavo, è risultato negativo all'alcol test. Sul posto una pattuglia della polizia locale della Federazione del Campo Sampierese per i rilievi. Sono in corso accertamenti sulla regolarità del mezzo e sulle autorizzazioni al trasporto del materiale edile. Una polemica politica, anche politica, quella che fa seguito all'imbrattamento da parte di un giovane migrante ospite di una struttura del territorio del campanile di Santa Caterina di Lusiana. Questo migrante aveva vergato la parola Allah. Vediamo il servizio della nostra redazione bassanese. Il campanile di Santa Caterina di Lusiana Conco, imbrattato la settimana scorsa da un ospite della struttura locale che accoglie migranti, è stato tirato a lucido. Ma l'eco di quel che è accaduto in paese vive ancora fra i residenti e l'altopiano. Un giovane aveva dipinto con lo spray la parola Allah in arabo proprio sul basamento della torre campanaria, oltre ad altri simboli. Le autorità avevano sottolineato lo stato di disagio del ragazzo, ma la popolazione si è comunque allarmata e arrivano anche prese di posizione durissime dalla politica altopianese. Non possiamo non condannare con fermezza e senza giustificazioni l'atto vandalico in sé. Esso rappresenta un insulto e una provocazione nei confronti della nostra cultura cristiana e dei nostri luoghi di culto. Sono molte le domande che la politica raccoglie dai cittadini, che vengono quindi girate a chi gestisce l'accoglienza a Santa Caterina, alle autorità cittadine e a chi si occupa della sicurezza del territorio. Se è vero, come dichiarato, che questo ragazzo ha delle problematiche psicologiche, ci chiediamo perché non è stato adeguatamente e preventivamente seguito? Ora confidiamo in un provvedimento adeguato al gesto commesso e ribadiamo la nostra contrarietà all'accoglienza di nuovi profughi. Non è questa l'accoglienza che vogliamo e pretendiamo rispetto nei confronti della nostra gente che li ospita, seppur con un'accoglienza sempre calata dall'alto. Sulla vicenda interviene anche l'onorevole leghista Eric Pretto. Quanto è avvenuto a Santa Caterina di Lusiana Conco è un fatto molto grave. Ritengo infatti inammissibile che un simbolo stesso della fede cattolica come un campanile possa essere imbrattato con scritte di tipo islamista. Questo ci apre però a una riflessione necessaria. Mi chiedo se sia possibile derubricare quello che è accaduto come un semplice disagio da parte della persona che ha commesso queste azioni, o se queste azioni piuttosto nascondano un fanatismo religioso che sarebbe quindi pericoloso per la sicurezza dei nostri cittadini. Servizio di Ferdinando Garavello e vandali in azione anche a Vicenza, addirittura sulla Basilica Palladiana, hanno tracciato delle scritte, le telecamere di sicurezza hanno ripreso i due responsabili, adesso la polizia è sulle loro tracce. Complimenti ai fenomeni che hanno sfregiato con vernice rossa la Basilica Palladiana. Sporcare le pareti bianche di questo patrimonio di Vicenza e di tutto il mondo è un atto di inciviltà, di ignoranza e di mancanza di educazione. Un gesto vergognoso che però non resterà impunito. La polizia locale è già sulle tracce dei responsabili che alle 2:20 della notte tra sabato e domenica hanno sporcato questo patrimonio dell'UNESCO. Le telecamere di sorveglianza hanno registrato le immagini di due uomini provenienti da Piazza Matteotti che hanno attraversato Piazza dei Signori e mentre uno faceva da palo, l'altro metteva il suo bollo di idiozia sui muri della basilica. La polizia locale sta già verificando i filmati delle telecamere sia pubbliche che private che stanno in Piazza dei Signori. Si è già scoperto che sono stati due giovani, non giovanissimi però, che attorno alle 2:20 della notte dell'altro ieri si sono macchiati di questo gesto assurdo e incivile. L'idea è quella di denunciarli il prima possibile appena saranno individuati, perché chiaramente scontino dal punto di vista penale quello che è previsto dalla legge, ma anche per chiedere un risarcimento dei danni. Adesso la sovrintendenza dovrà autorizzare la pulizia della colonna, che verrà affidata alle mani esperte di un restauratore. Intanto questo scarabocchio rosso resterà provvisoriamente come rappresentazione della frivola idiozia di chi aspetta la notte per sfregiare vigliaccamente un monumento che simboleggia la bellezza.
Servizio di Carlo Alberto Inghilleri, restiamo a Vicenza per scene di degrado in via Rattazzi. Qualcuno ha documentato tutto con questo video che ci ha girato l'associazione Vicenza ai Vicentini. Vediamo cosa è successo. Via Rattazzi, all'angolo con il degrado. Non è la prima volta che noi di Rete Veneta riceviamo segnalazioni dai cittadini che vivono in questa strada. Già nell'ottobre del 2021 eravamo venuti qui per documentare quella che è una vera e propria battaglia dei residenti costretti a convivere con droga e sporcizia. Abbiamo il ciclo completo, spacciano liberamente in ogni angolo della strada, all'aria aperta senza che nessuno se ne preoccupi, e poi completano il ciclo facendosi proprio anche le dosi sotto il portico o dove più li aggrada. E torniamo ad oggi. Da via Rattazzi riceviamo questo video, scene di degrado. Nella palazzina ripresa qualcosa sporge da una finestra. Ecco che si inclina. Incredibile ma vero, c'è qualcuno che spinge quello che sembra essere un pannello o un cassetto fuori dalla finestra e lo lascia cadere dall'alto a pochi metri da un signore che si trova sul marciapiede fuori dalla porta. Da rivedere perché c'è da non crederci. Guardate, il pezzo gettato sfiora pericolosamente le finestre sottostanti e se qualcuno si fosse affacciato avrebbe rischiato di essere colpito. Insomma, un atto di inciviltà inammissibile. Poi arriva qualcuno che prende e porta via, una sorta di trasloco veloce, un modo per disfarsi di roba probabilmente vecchia da gettare senza fare la fatica di portarla educatamente giù dalle scale. Niente di tutto questo, si butta giù dalla finestra e via. Succede a Vicenza nel 2023, se questa è civiltà. Servizio Carlo Alberto Inghilleri, incivili sempre in attività anche a Venezia, e se ne dovrà occupare il nuovo questore di Venezia, Gaetano Bonaccorso, che subentra al questore Mascio Pinto, nominato prefetto di Roma. Sentiamo, dovremmo avere in diretta Ilaria Marchiori. A te la linea, Ilaria. Buongiorno allo studio, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo qui nella sede della Questura di Venezia, dove oggi il nuovo questore Gaetano Bonaccorso ha incontrato la stampa. In realtà si è insediato ieri proprio qui a Venezia, è stato ricevuto dal prefetto Michele Di Bari, che l'ha definito cordiale e immediatamente operativo. Ovviamente al nuovo questore che arriva dopo i saluti la settimana scorsa di Maurizio Mascio Pinto, che per ora sarà a Roma, e appunto al nuovo questore sono state illustrate le principali questioni che interessano la città metropolitana di Venezia, in particolare ovviamente la questione della sicurezza. Come sappiamo c'è la piaga di Via Piave a Mestre, e poi la questione dell'ordine pubblico. Questa mattina il nuovo questore ha incontrato appunto la stampa, i giornalisti, ovviamente ha espresso la sua felicità nell'essere arrivato qui a Venezia, una città che prima aveva visitato solamente da turista, invece ora ha detto la vivrà proprio dall'interno, anche ovviamente con gli aspetti meno piacevoli. Ricordiamo che lui arriva da Pisa, originario di Messina, l'ultimo incarico appunto è stato a Pisa, ma ha lavorato già in Veneto alcuni anni fa come vicario a Padova, quindi la nostra regione la conosce già. Importantissimo, ha detto, sarà valorizzare i provvedimenti come quello dell'espulsione o anche il Daspo Willy, che sappiamo essere stato attivato da qualche anno, e poi ancora ci sarà anche un focus particolare per quanto riguarda le iniziative sulla violenza di genere. Ma tanta la carne al fuoco, ovviamente deve ancora familiarizzare con il territorio, ma sentiamo proprio la sua prima intervista ai nostri microfoni.
richiede risposte di sicurezza assolutamente diverse. Questa è una delle tante complessità che Venezia ha, da una parte una Venezia internazionale che riceve visite a livelli internazionali con impegni di ordine pubblico e di gestione certamente molto complessi, insieme ad una realtà che ti chiede di affrontare problemi pratici, problemi che stanno sul territorio e che bisogna contrastare. Il questore e la questura hanno tanti strumenti di prevenzione che possono essere messi in atto, ci sono gli strumenti che possono essere espressi dal settore dell'ufficio immigrazione piuttosto che dal settore che si occupa specificamente delle misure preventive, la divisione polizia anticrimine, il settore della divisione polizia amministrativa che può fare un'attività di contrasto rispetto a quei luoghi dove si annidano turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica. Ecco, tutte queste misure vanno certamente valorizzate. Un elemento importante è l'ascolto di ciò che arriva attraverso i comitati di rappresentanza dei cittadini che vivono evidentemente in questo contesto e che in qualche modo rispetto a questi elementi che giungono consente evidentemente di orientare l'attività che viene fatta. Il suo predecessore si è attivato anche con delle iniziative, in particolare un protocollo, poi ma anche altri per quanto riguarda la lotta alla violenza sulle donne. Lei ha intenzione di proseguire in qualche modo su questa linea? Beh, quello è sicuramente un tema su cui bisognerà lavorare. Adesso vedremo quali dati statistici in particolare ha il territorio, ma anche su quello è importante attivare molto gli strumenti preventivi. E questo era il nuovo questore di Venezia, al microfono di Ilaria Marchiori. Andiamo in pubblicità, state con noi, torniamo subito. Gravissimi danni provocati dal maltempo anche questa notte. Un sedicenne a Zimella nel Veronese è stato colpito dal ramo di un albero in gravi condizioni. Ci sono altri 39 feriti tra Verona e Treviso, colpiti tutti i capoluoghi del Veneto da grandinate violentissime, ma anche la Lombardia è stata colpita duramente. Vediamo le immagini dal centro di Milano, questa è Via Solari, è proprio una zona centrale, vedete le piogge intensissime, fulmini, lampi, tuoni e poi le strade completamente allagate. Via Solari è una via centrale, tra l'altro molti anni fa qui venne assassinato il giornalista Walter Tobagi, e vedete immagini impressionanti con gran parte del centro della metropoli lombarda colpita da venti fortissimi, alberi abbattuti, molte auto danneggiate anche qui, diversi feriti dalla grandine e soprattutto una situazione relativa alla viabilità insostenibile, perché ancora stamattina molte strade sono bloccate per via di quello che è successo nella notte. Prima abbiamo sentito il presidente Zaia chiedere che venga riconosciuto da Roma lo stato di calamità. Su questo interviene il consigliere regionale del Partito Democratico Montanariello, che dice oltre a quelle risorse la Regione dovrebbe procurare anche quelle del proprio fondo di emergenza. Sentiamo. Il vice capogruppo Dem in Consiglio regionale Veneto Jonathan Montanariello, dopo i gravi danni subiti in Veneto, a Venezia e in molte località della nostra provincia, pungola il governatore Zaia e chiede che la Regione faccia il primo passo e metta subito a disposizione 1.800.000 euro del proprio fondo di riserva per ristorare i cittadini che hanno subito danni. Il presidente Zaia, come sempre, proclama lo stato di calamità. Che cosa vuol dire? Lo stato di calamità vuol dire che tu lo proclami e dopo, se Roma te lo riconosce, stanzia delle risorse che arrivano nel nostro bilancio, magari a gestione commissariale o ordinaria, per elargire fondi a chi ha subito queste calamità.
Però il Presidente Zaia dimentica una cosa importantissima, che noi abbiamo un fondo di riserva dove vi leggo cosa è previsto all'interno per questa spesa. Spese correnti non prevedibili al momento della predisposizione del bilancio, spese per calamità e interventi di emergenza. Per questo, secondo il consigliere, potrebbero essere disponibili subito dei soldi. Nel frattempo che tu chiedi lo stato di calamità a Roma, sperando che sia riconosciuto, utilizza subito questo 1,8 milioni per far fronte a quegli interventi di prima necessità di famiglie e imprese, che non sono pochi. 2, settimana prossima discuteremo l'assestamento di bilancio, dove c'è una manovra di 31 milioni di euro in atto, e invitiamo il Presidente Luca Zaia e la Giunta regionale appunto a rimpinguare questo fondo per le emergenze. Anche il Veneto faccia la sua parte, dice l'esponente dell'opposizione a gran voce. Presidente, capiamo che è un'emergenza, non vogliamo strumentalizzare, ma non si possono fare sempre i conti chiedendo agli altri e noi tenendo i soldi accantonati non si sa per quale motivo. La Regione Veneto questa volta faccia la propria parte, ci sono zone in forte sofferenza. Servizio di Lorenzo Maier, prima di Focus TG a Sveglia Veneti, la nostra Mirelluccia parlava delle pensioni troppo basse, di troppi poveri, di famiglie in difficoltà, e tra questi tra i pensionati in difficoltà ci sono anche gli agricoltori che in una assemblea con dei parlamentari hanno chiesto che le pensioni passino da 600 a 780 euro al mese. Hanno presentato una piattaforma agli agricoltori pensionati della CIA ai rappresentanti del Parlamento incontrati in 4 diverse province, Vicenza, Treviso, Venezia e da ultimo Padova. Un confronto partito da una richiesta a portare le pensioni minime da 600 a 780 euro al mese. Sono pensioni che secondo noi sono poco dignitose, la povertà sta crescendo, e quindi riteniamo che questa sia una delle nostre battaglie da fare in modo che il governo possa aumentare le pensioni almeno a 780 euro. In provincia di Padova sono 54.000 i pensionati che vivono con un assegno inferiore a questa cifra, 3 pensionati su 10, un confronto che gli agricoltori dell'ANPCIA hanno allargato a temi fondamentali come la sanità e l'invecchiamento attivo. Stiamo chiedendo che a livello nazionale venga approvata la legge quadro sull'invecchiamento attivo, perché vogliamo che queste persone escano da casa, fare in modo di dare quello che possono, perché c'è bisogno di volontariato, c'è bisogno di aiutare anche le istituzioni. Fondamentale il confronto per i parlamentari presenti, dal sottosegretario Massimo Bitonci, la rassicurazione di un intervento per calmierare i prezzi. C'è l'impegno da parte chiaramente della politica di ascolto, riannodare i nodi che negli ultimi anni si sono allargati. Quello che oggi chiede la CIA è che il welfare non sia visto come un costo, ma che sia visto come un investimento dove le persone non devono essere nel bisogno, non devono essere in una condizione di povertà. Renato Cappoia, Italo Morao questa mattina in regia. Vediamo una nuova pista ciclopedonale ad Arzignano. Arzignano, lavori in corso. La strada provinciale 89 delle Tezze è stata chiusa. Da stamattina alle 5 fino a venerdì stop alla circolazione in questa importante arteria nella tratta tra l'incrocio con via Madonna dei Prati e la rotatoria con via Vignaga. Viene costruito il sottopasso ciclabile che collegherà la frazione di Costo con la ciclabile sul torrente Agnoguà. Con la chiusura del tratto della strada provinciale 89 tra Arzignano e Trissino è consigliato il passaggio per la località Ghisa di Montecchio Maggiore. I lavori per la nuova pista ciclopedonale del Costo proseguono spediti. Una volta terminato il sottopasso, i cantieri si sposteranno in via Palladio e davanti all'asilo. In autunno poi l'asfaltatura, con cui la pista ciclabile verrà conclusa. E il Palio delle Zattere di Valstagna, grande successo per la 37esima edizione. Ciao, viva il Palio!
37° Palio delle Zattere di Valstagna, di Valbrenta, trionfa contra Torre, secondo posto Oliero, terzo Mori. Una gara vincente, emozionante sulle acque del fiume Brenta, dove le contrade si sono date battaglia davanti a tantissimi spettatori, rievocando il percorso degli zattieri che dalle terre dell'allora Serenissima trasportavano sulle zattere legname e merci verso Venezia. Una pagina della nostra storia che ogni anno viene riproposta, affascinando e coinvolgendo sempre più persone. Uno spettacolo unico. Un'evoluzione continua del palio, ovviamente l'agonismo, la gara è un elemento fondamentale, la centralità è la gara, ma in realtà quello che è stato particolarmente positivo quest'anno è stata tutta la vitalità della comunità che si è riorganizzata, credendo nel palio e animandolo. Un fiume che si riafferma teatro di grandi eventi, un punto di riferimento importante per il turismo locale, basato soprattutto sulla ricchezza delle nostre tradizioni, e il Palio delle Zattere ne è ancora una volta dimostrazione. Il Palio della tradizione, legato al trasporto del legname a Venezia dei nostri nonni, adesso come spettacolo il Palio delle Zattere, ma non solo, fluida turismo, con migliaia di turisti e di scolaresche che vengono qui sul fiume Brenta per le attività didattiche, ricreative e ludiche. È un passaggio nella storia, ma è anche un'occasione di sviluppo legata al futuro, perché la navigabilità del fiume è un elemento fondamentale, ci riporta alle radici di questa comunità, ma anche a un nostro destino, che è un destino turistico, di promozione turistica, che passa attraverso l'utilizzo sostenibile del fiume. È tutto per oggi, state sempre con noi, occhio al maltempo perché l'allerta arancione dura fino a questa sera, per cui soprattutto cercate di stare a riparo con le macchine e con le auto in caso di grandinate. Ci vediamo stasera a Focus e ne parleremo con voi e con i nostri ospiti. Arrivederci.